lassù l'altro rifugio, qui l'alpeggio con gli asinelli belli, asinelli. E qui abbiamo un recintino dove si entra nel bivacco Emilio Marigonda, quello dove ho dormito stanotte. Dei 3 edifici, quello più moderno. Nel frattempo, buongiorno, siamo al 58esimo giorno. Dai, che luglio è quasi finito. Abbiamo sta casetta bellissima che è chiusa. Zac zac zac, nel frattempo panorama spettacolare. Là sotto Domodossola, da dietro, esatto, lì Domodossola. E il bivacco grande, 12 posti, una bomba. Però non è finita qui, perché capitano quei giorni dove cammini per ore e non trovi niente. E qui c'è anche un terzo edificio. Il terzo edificio è un altro bivacco. Infatti le mappe mi davano dei bivacchi diversi. E questo è il bivacco Dino del Custode. Apriamo. Bel bivacchino con le scale che vanno su. E sopra c'è un po' di postiletto, ma è piccolino. C'è nessuno? Ah, ok. Ah, perché ho visto la porta aperta. Scusi. Lascio aperto allora. Ok, c'è qualcuno. Bene. E questo è l'altro bivacchino. Buono. Tac. Vediamo anche di sopra. Qua c'è anche il bagno. E sopra ci sono un po' di letti a castello che chiuso le finestre, non si vedono. Bomba, super bivacchino. Bene. Sono già le 9:15. Adesso mi preparo e mi incammino sulla GTA e vediamo dove mi porta. Bene. Il tempo è un po' una schifezza, almeno l'aria si è placata. Bene. Spettacolo. Via, devo arrivare lì oggi. La fortella lì. C'è la Valpreia, cose del genere. Bene, andiamo a finire a prepararci e andiamo. Spettacolo. Ah. Valle Androna, Valle Nuova. E Valle Vecchia. Spettacolo. Devo fare il video. Vecchio Alpe. Ma è una marmotta. No, è scappata. Che bellina. E là è dove sono arrivato.
figata, bomba.